Allora, no, siccome vite che c'era Letta, Draghi e tutti i radical chic, ho fatto de... Volete il condizionatore, dice, o la pace nel mondo. Ma venne in mente una cosa, perché chiste su i comunisti, fin da comunisti, su chi che tempo fa fecero una legge sull'energia elettrica. In che cosa consisteva? Che era, diciamo, una legge... E tempe, pensa che quando c'è un di pensione Cafornero. Praticamente in cosa consisteva questa nuova legge per risparmiare? Che praticamente sulla corrente elettrica chi consumava di meno, chi consumava poco, veniva aumentato il costo del singolo watt, mentre chi consumava tanto veniva abbassato il costo del singolo watt. Praticamente prendi 3 paghi 2. Qua di sordi se ne prende 2 e ce n'ha uno in omaggio. Cu sordo un nave se ne prende uno e spart forse c'è il ringaro minimo per poterlo regalare a chi gioca di sordi. Perché un povero che c'ha? Un frigorifero, ci mette l'acqua, la barricella, il vino fresco, l'affettato, i sottaletti, i puma, la sparacetta, con frizz, tarina, ci mette i bastoncini Findus, no, perché chi da Findus costano assai. Poi che c'ha? C'ha la cucina a gas, metano, a lavatrice, Ah, ma dai, a lavatrice, un povero non può avere la lavatrice, chi da 250 euro. Un riscaldamento? No, abbonè a stufetta chi elettrica per la mamma anzianotta, per cavolare si per il reumatismo, cioè, dice, però ma attenzione, addumiamo verso l'8 ed eci stutammola perché il contatore gira, infatti quando adduma sta stufetta si sente proprio la contatura che pare che scala marcia, o povero, sa fa obbedire ogni volta che fa le cose. A doccia cosa si fa quando uno c'è un matrimonio, quando uno annesce con una carusa, quando annesce il caso carusa e si prevede che... ma un povero, guarda, si lava quando basta. Mentre un ricco, condizionatore, cucine come si chiamano? A conduzione, cucine a conduzione che non si sporcano, facili da pulire. I figli, e per i padri e i madri, 3, 4, 5, 6 docce giorni, perché la caldaia a gas, non è come un scaldacqua elettrico, che se tu ti serve un filo d'acqua, te ne esce un filo d'acqua. No, la caldaia a gas, se tu vuoi l'acqua capra, la rapano tutta a cannolo perché sennò un parte. Vaschi idromassaggio, docci idromassaggio, saume private, 3000 watti fono, no che dici fonicello, 3000 watti fono, mica su fona, su chi deve squagliare i tubi di plastica per scarica di cessa, 3000 watt. Frigorifica che dentro ci puoi congelare un voi, come si chiama? Un bue, niente. Lavatrice che lavano, sciucano e stirano verè. E che? A luce costa. Potremmo pagare 6.000 euro di luce o mese? Facetemi sparagnare, no? Quindi praticamente quando i radical chic parlano di risparmio, il risparmio è sempre puntato ai ricchi. Attenzione, ancora ora è così. Cioè tu, povero, più risparmi luce per pagarla più picca e più ti costa il singolo watt. Più consumi e più risparmi. Un'assurdità che è il numero 1, quando invece assaggi solo il contrario. Meno consumi e meno paghi fino a non pagare. Mentre invece, per chi che consumano quando il porco giù fa, li fai pagare di più, perché tanto c'hanno i soldi. O capisci, povero che voti a destra, soprattutto il povero che vota a destra, perché il povero che vota a sinistra mi fa pena, cioè non è che... Il taglio del 30% che mi sono ora da bolletta, perché?
è per quelli che hanno un reddito inferiore di 12.000 euro l'anno. Così kid che pigliano un reddito di cittadinanza. Cioè i poveri in assoluto kid che già c'erano. Un operaio, un operaio, un impiegato comunale, non avrà questo sgravio del 30%. Chi sono? Chi che vi stanno governando? I comunisti, i desristi, tutti su. Ci sono i grilli, ci sono i fuchi, ci sono i locusti, su tutti. Stanno governando tutti per il risparmio della povera gente. Ucraina, Ucraina, ma creature, Ucraina, Ucraina.